Rettore Pinton, anche all'Università di Udine, come in altri atenei, anche come in Italia, insomma, esiste il fenomeno della mobilità, in alcuni casi della fuga, del non ritorno dei cervelli dei ricercatori. Qual è la sua percezione del fenomeno e che cosa può fare l'università sia sul fronte della mobilità che della fuga, del brain drain? Certo. Allora, diciamo che il fatto che sia un fenomeno nazionale non è una cosa che consola, ma ovviamente costringe a pensare a come arginare e anche soprattutto comprendere il fenomeno. Questo è il motivo per cui si fanno studi come questo che verrà presentato oggi, molto importante. D'altro canto, che cosa dobbiamo fare noi come università? Innanzitutto, se sono studenti in mobilità, bisogna renderli, come dire, affezionati ai nostri corsi e quindi possibilmente rendere attrattivo la prosecuzione degli studi per l'intero percorso nella nostra università, ma credo ancora di più è rendere attrattivi per gli studenti che vengono da fuori, e questo è molto importante perché naturalmente non si può pensare che di bloccare la fuoriuscita, la mobilità, ma andare in un pareggio, magari in un attivo, fra quelli che escono e fra quelli che entrano. Il fatto poi che ci sia una certa quantità di persone che decidono comunque di per fare un percorso, tentare un percorso di vita e professionali fuori dal nostro paese, credo che sia un problema soprattutto relativo alla percezione di una scarsa possibilità di collocazione nel mondo del lavoro secondo quelle che sono le loro professionalità, e su questo credo che una riflessione complessiva vada fatta e avviata. Certo. Ci sono da investire risorse? Risorse vanno sempre investite, credo che il problema adesso è un po' di mismatching, come si dice, un disallineamento tra quella che è la capacità formativa delle università, dell'alta formazione e la richiesta di queste alte professionalità da parte del mondo produttivo, cosa che è molto più sviluppata in altri paesi, anche solo della comunità europea. Questo i giovani cominciano a percepirlo. Certo. Il governo italiano prova a fare delle cose, ci sono degli incentivi fiscali, no, delle agevolazioni fiscali per chi rientra, ma forse non basta. Dico, Aiuta. tutto aiuta, credo che vada fatta proprio una politica anche di aiuto, di sostegno e supporto al mondo produttivo, perché ci siano, intendo produttivo in senso lato, anche il mondo culturale come si sta verificando, perché ci sia una necessità, si realizzi la necessità di utilizzare competenze quali quelle che formano le università. Ecco, da questo punto di vista, se no ci sarà per forza di cose un abbassamento, un livellamento delle competenze, perché anche le università si adegueranno alle richieste.